Il negozio rimarrà chiuso per un po' di tempo per problemi familiari e il cartello affisso sia davanti alla porta di casa che al negozio gestito dalla 79enne brutalmente aggredita e rapinata sabato sera. Siamo in via Nonis a Marsan di Marostica quando alle 8:30 di sera due malviventi si presentano alla porta della donna che vive con il figlio di 48 anni. Suonano il campanello e una volta che la porta viene aperta per l'anziana e il figlio inizia l'inferno. Calci, pugni, la 79enne viene legata, colpita ancora e ancora. Vogliono soldi, che il figlio consegna ai malviventi, non si sa ancora l'ammontare, che si danno alla fuga lasciando le due vittime ferite sotto shock. Più grave la madre, ancora ricoverata al San Bortolo di Vicenza, mentre l'uomo è stato medicato a un braccio al San Bassiano e già dimesso. Ci chiede di essere lasciato in pace, ci dice che non vuole ricordare quei momenti terribili, troppa l'angoscia che prova e troppa la paura che ha provato per la mamma, aggiungendo che spera venga trasferita prima possibile all'ospedale di Bassano. Così come non parlano le persone che risiedono vicino alla panetteria di Marsan, ma lontano da telecamera e microfono, ci dicono che hanno paura, sono molto preoccupati, così come lo è il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Una situazione drammatica, mi dispiace naturalmente per le vittime, anzi tutta la città è vicina e auguriamo pronta guarigione alla signora e anche al figlio. Sono fatti che non si vorrebbero mai sentire sul territorio. Io spero sempre nel grande lavoro delle forze dell'ordine che riescano a dare dei frutti concreti e che si riesca a prendere questi malviventi, perché chi mette le mani addosso all'anziano sono dei disgraziati. Marostica che torna teatro di gravi episodi di cronaca dopo quanto accaduto qualche settimana fa in pieno centro in un bar dove una donna è stata sfregiata dall'ex compagno e salvata solo grazie all'intervento di una cliente. Quest'ultimo episodio è avvenuto lungo una strada molto illuminata e trafficata, non in piena notte, che preoccupa ancor più. È una situazione molto particolare e sono sicuro che le forze dell'ordine lavoreranno. Noi siamo a disposizione per aiutarle in qualsiasi modo. I carabinieri stanno seguendo ogni pista per rintracciare chi sabato sera ha avuto il coraggio di accanirsi con una brutalità simile contro una persona anziana e fragile.